Sono parole molte volte difficili per i cittadini: piano territoriale regionale di coordinamento, piano paesaggistico. Però dietro queste parole obbligatorie, queste carte che dobbiamo realizzare, ci sta lo sviluppo del Veneto, ci sta il progetto del Veneto del futuro, ma oggi soprattutto la voglia di essere qua a Belluno, a parlare di montagna. Un terzo del Veneto è coperto da montagne. Volendo che la montagna sia una risorsa, crisi economica si risolve con progetti, con idee, con contributi. Rispetto a questo, essere qua oggi vuol dire dare importanza alla montagna e soprattutto pensare che i vincoli, che fino a ieri erano un problema per un cittadino, io ho adottato un modo semplice per spiegarlo. Fino a ieri era come fare il gioco dell'oca: uno partiva, cominciava un percorso e poi senza saperlo tornava a capolinea e doveva ricominciare perché il vincolo che non conosceva, un sovrintendente qualche volta che non si capiva col suo tecnico, quindi carte, soldi, idee, tempi lunghissimi. No, non possiamo più. Dobbiamo dire ai nostri cittadini quello che possono fare, quello che è opportuno fare e dargli tempi certi perché lo possono fare. Questo è il modo perché la montagna sia una risorsa, perché quelle parole che a me piacciono tanto, cultura, paesaggio, territorio, che dovrebbero essere la miniera del Veneto del futuro, perché questo è il turismo che noi vorremmo, un turismo di qualità, un turismo che porti economia, siano veramente non solo un obiettivo ma una realtà. Ecco, l'incontro di oggi questo è. Come conciliare questa esigenza però con la necessità di non sfruttare eccessivamente il territorio, cioè di far di tutto per portare la gente qui attraverso magari delle infrastrutture che rendono brutto un posto proprio che si vorrebbe andare a visitare? Beh, allora noi siamo il Veneto che siamo perché lo sviluppo degli anni 60, 70, 80 ci ha fatto diventare una delle regioni più ricche del mondo. Uno sviluppo importantissimo che oggi non va criticato ma che ha lasciato delle ferite. Ferite che molte volte in qualche brutta zona industriale, in qualche brutto edificio, in qualche brutta strada, sono un problema per questa miniera del futuro che è il turismo. Allora noi oggi dobbiamo pensare, sulla base dell'esperienza del passato, a mettere nelle condizioni i cittadini di migliorare l'offerta che diamo a noi stessi, perché noi viviamo qua, è il nostro territorio, è casa nostra, e se noi miglioriamo l'offerta che diamo a noi stessi daremo anche una bellissima offerta al turista di qualità, al turista bravo, al turista anche che spende. Ma un turista che spende oggi ha esigenze diverse dal passato, vuole piste ciclopedonabili, vuole percorsi di montagna, vuole alberghi di qualità, vuole una bella residenza. E siccome abbiamo tanta offerta, l'altro modo è mettere questa offerta in rete per un turista che possa fruire di quella che in qualche modo fa per lui. Il terremoto ci ha ricordato, nonostante non abbia provocato danni, che siamo in zona sismica, che occorre anche forse implementare delle politiche di sostegno e di finanziamento per adeguare gli edifici. Si può fare qualcosa in questo senso? Intanto il piano che noi stiamo realizzando contiene in sé elementi che dicono quali sono le zone più delicate, perché quello che conta anche è dirlo ai cittadini dove abbiamo zone che sono più delicate senza preoccupare nessuno, e sulle zone delicate un piano come questo dirà anche quali possono essere le linee per migliorare i nostri immobili, per progettare meglio. Intanto cominciamo già a sapere che se progettiamo meglio il futuro avremo qualche problema in meno. L'aiuto economico, intanto sensibilizziamo e spieghiamo quello che si deve fare nelle zone più delicate. Quando abbiamo fatto una buona mappatura, una buona analisi, la regione non si è mai tirata indietro, ci sarà anche questa volta. Certamente zona sismica è una cosa e vanno quindi classificate le zone sismiche, le zone delicate. Le zone delicate per il Veneto però non sono solo queste. Cito ad esempio le zone soggette ad alluvione, i terreni fragili, le zone che hanno le montagne che sono più deboli sul piano idrogeologico e di tenuta, quindi sarà una mappatura seria, responsabile, non fantasiosa, non emotiva. D'altra parte io insisto, se il nostro Veneto deve essere offerto al mondo, tra le altre cose, oltre che bello, oltre che piacevole, oltre che fatto di montagne, di laghi, di pianure, di fiumi, deve essere che sicuro.